mi piace. Guarda. Ciao, benvenuti sul canale Super Allan, siamo qui oggi con un nuovo video. E oggi ragazzi, come starete leggendo dal titolo e dalla miniatura, si mangia! Oggi signori, per la prima volta sul mio canale farò una 24 ore e mangio solo panini. Non vedo l'ora. Se vi piacciono queste challenge e vorreste altre 24 ore di food e non solo, lasciate un bel mi piace, lasciatene almeno 5.000, ne state lasciando pochi ultimamente, non so perché. Iscrivetevi al canale che è sempre gratis, vi ricordo, attivate la campanellina e soprattutto scrivetemi altre 24 ore da fare qui sotto nei commenti, vi leggo tutti. Occhio. Oggi ragazzi non è una bellissima giornata a livello di meteo, infatti stava piovendo, adesso non più fortunatamente, però comunque c'è quel clima piovoso, fa freddissimo, ma non sarà il maltempo a fermarci, portiamo noi il sole dentro. Dai ragazzi, sono le 8:47 di mattina e dobbiamo andare a fare il primo pasto di giornata, quello più importante, la colazione. E quindi sono venuto al centro commerciale Maximul di Pompei da Gino a provare tra l'altro per la prima volta i suoi panini. Signori, guardiamo subito il menù. Da Gino, Gin Burger, 12,50 €, hamburger, cheddar, pomodoro, lattuga, salsa e burger. Mamma mia, voglio a prima mattina. Gin pollo, pollo fritto, cheddar, white, bacon croccante, pomodoro, lattuga, mayo dolce, gin bacon con doppio bacon, pulled pork, gina alla gallina, GBC, pistacchiotto. Mamma Carmelo, aiuto. Io mi bucherò lo stomaco stamattina, ne sono sicuro. Grazie mille. Ragazzi, la mia colazione, non credo che tutto questo possa essere reale. È il multiverso. Cioè, non posso far colazione alle 9 di mattina. Tra l'altro sta pure uscendo un po' di sole. Godo con questo. Ma giù, non è reale, non può essere reale. Cioè, vi prego, la mia colazione, ma tutto a posto. Tra l'altro, uno degli obiettivi di questo video, a parte farvi venire fame e divertirvi, è anche quello di provare nuovi panini, nuove paninoteche. Io da Gino non ci sono mai stato. Ho preso il gin pollo senza cheddar, che sarebbe pollo croccante, bacon, insalata, pomodoro e salsa mayo. Aiuto, buona colazione. Mamma mia, guarda com'è buono, mamma mia, un'esplosione di sapori. Bun molto soffice con tocchi di sesamo sopra, bacon e pollo croccantissimi, buonissimo, voglio. Per la colazione è troppo, voglio. Cioè non posso cominciare così la vita non può cominciare così. Mamma mia, che bontà. Veramente buono. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se voi avete già provato paninoteca da Gino. Ripeto, la mia primissima volta da Gino, mai provata, però va per nominata qua, voglio pollo fritto a prima mattina, cioè voglio capire l'insalata, i pomodori, ma pollo e bacon. Mamma mia, 5.000 mi piace e vi porto una 24 ore in cui mangio soltanto toast dalla mattina alla sera. E occhio, voglio bello fumante ancora, ma perché giustamente stiamo soli là dentro. Infatti non so come sia possibile mangiare a quest'ora. Secondo me pure la signora là dentro che mi ha servito ha detto: ma chi si sta buono? Effettivamente, ma chi si mangia i panini in 9 mattina? Secondo me primo nella storia. Fatto il record, però secondo me mi devo mantenere un po' più calmo per le clip di dopo, cioè devo prendere dei panini un po' meno pesanti, perché se no non la finisco voglio sta sfida. Comunque a questo panino gli do un bell'otto, veramente bello calloso, bello succoso, il pollo sembra secco, tutt'altro, voglio, ve lo giuro, è clamoroso, è buono proprio, anche la qualità del pane è proprio buona. Voglio, voi mi raccomando nei commenti consigliatemi altre 24 ore da fare, perché è vero che sono abbastanza pesanti, però sono goduriose proprio, voglio. Il panino è proprio la vita, ma poi non è manco piccolo sto panino. Cioè proprio un bel panino, bello grande. Colazione finita, ultimo boccone. Ci vediamo tra pochissimo per lo spuntino mattutino. Madre mia. Signori, e dopo una ricchissima colazione, ecco il nostro spuntino. Ragazzi, non pensavo potesse essere possibile tutto questo, e invece è possibile, signori. Big Mac alle 11 di mattina. Non ho la possibilità di farvi vedere l'orario perché ho soltanto il telefono, ma fidatevi, sono che l'11 la mattina e già mangiato due panine. Wow, quanto è caldo, voglio. Che poi tra l'altro a quest'ora, ma chi su mangia panine? Se tu quando facendo colazione, chi aveva fatto filone a scuola, chi ne è aiuto proprio. Mamma mia, il Big Mac fa paura. Mamma mia, con i cetrioli. Ma io sto facendo però colazione. Ah, pure tu panini. Io sto registrando un mangio per 24 ore solo panini, che ne pensi? Buon appetito. Grazie. Quanti chili metterò? Ve lo farò sapere. No, mangiare panini a tutte le ore è devastante, che poi colazione, spuntino, no? Mo' è cominciato.
Infatti da un certo orario non pensavo potesse essere possibile acquistare i panini. Dalle 10 in poi si possono acquistare. Infatti voglio, visto l'orario un po' strano, pensavo facessi acquistare soltanto la colazione, quindi i toast, colazioni americane, uova strapazzate, e invece no, i grandi classici come il Big Mac, il Crispy Mac Bacon e tanti altri, per esempio i Salva Euro, cheeseburger, hamburger, li faceva acquistare. Però il Big Mac è sempre Big Mac, mi sto punzolando. Pure 10 anni. Panino finito. Però per mantenermi leggero non ho preso le patatine, perché sennò mi acciro oggi. Solo pane e acqua. Signori, appena finito lo spuntino, ci vediamo tra poco per il pranzo. Sarà bello ricco anche quello, occhio. Voglio un piccolo aggiornamento per voi. Già sto cominciando ad accusare questa challenge e stiamo soltanto allo spuntino mattutino. Ve l'ho detto, è abbastanza pesante. Tra l'altro sono l'unico sulla faccia della terra e ne sono sicuro che piuttosto che comprare allo spuntino il panino di €1, tutti avrebbero comprato il panino di €1, ho comprato da quello da €5,90 €, ma non per il prezzo, ma per la grandezza del panino, il Big Mac, invece di quello solo hamburger. Quindi tenete conto anche questo. Occhio al progetto dettagli che fanno la differenza. Detto questo, c'ho anche un sonno incredibile perché ieri mi sono andato a dormire alle 2:30, stamattina sveglia alle 8 per cominciare a fare questa challenge nel miglior modo possibile con gli orari scanditi alla perfezione. Tutto questo per voi. Occhio ai dettagli. Ma caccucano poco voi. Signori, 14:21, orario di pranzo. Non sono solo ad accompagnarmi da Puok. Guardate chi c'è, il re dei Puok. Ma stai spugnando con meno porco. Un meno povero. Non siamo mai venuti da Puok, questo lo possiamo dire con certezza. Sì. Abbiamo girato mezza Italia, però non siamo mai andati da Puok a mangiare il panino. Siamo qui al Vomero. Qua veramente dobbiamo leggere, perché se non sappiamo ci mangiamo, Ma perché parecchi libri. Burger, nonna assunta, Demogorgon, che è uno diciamo dei loro must. Sì. Django, lo Spollos, Smashed One, Double Bacon, Autumn Mania Veg, Piggy Blinder, eccetera eccetera eccetera. Adesso sta a noi decidere quello che più ci aggrada per questo pranzo solo panini. Scegliamo e vi facciamo vedere cosa mangiamo. Ragazzi, finalmente ci siamo. Ecco i nostri due paninozzi. Mamma mia, voglio che fama. Allora, io ho scelto il Django. Vi vado un attimo a leggere quali sono gli ingredienti perché me ne sono dimenticati. Hamburger della casa 200 grammi, provola affumicata, bacon croccante, cipolla rossa in agrodolce. Infatti si sente tutta quanta. Anellone di cipolla, non contento. Una roba ti faccio più pullman. Maionese e salsa barbecue. Invece il grandissimo forbiciaio ha preso questo, il Demogorgon, che da quello che so è la storia di Puok. Hamburger di maiale, provola affumicata, friarielli, maionese, patate dolci americane, maionese all'aglio. Secondo me ce l'hanno piatte due pullman a roba. Quindi ragazzi, possiamo proseguire con grandissima fame questa nostra 24 ore. Mi sono un po' ristabilito dopo la cagata che ho fatto prima. Allora, io il primo morso, come di consueto, te lo faccio fare proprio sotto e sotto. Sì, come se fosse una radiografia. Esatto. Ma galleggia. Vai, vai. Che nelle mie 24 ore andai buono pure quelli che vengono con me. Bello qua. Mi sa che ti è piaciuto. Buono. Per ancora già pigliare proprio tutto l'ambaradam. Ma galleggia un attimo. Guarda, io sapevo, sono grande lettore. Ma avanti, stai spruccando tutta la barba. No. Stai facendo proprio su. Questo qua è stato pericoloso. Bello. Bel morso questo qua, bello pieno. Sì. Come mettono un cazzo a scendere l'ambaradam? Hai colto in flagrante tutto quello che era il contenuto. Allora ragazzi, vado anche io con il mio Django. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete già mangiato da Puok, ma molto probabilmente sì, perché la storia a Napoli. E quale panino preferite da Puok? Allora io il mio è immangiabile. Cioè nel senso che guardate qua, come si mangia un panino del genere? I due anelloni di cipolla, cioè si prendono la maggior parte del panino. C'è questo bacon croccante avvolto dalla salsa barbecue. Vado dentro ragazzi, buon appetito. Wow, mamma mia. C'è una questa salsa all'aglio, è buona. Buonissimo, voglio questo. Io in realtà avevo scelto nonna assunta. Tra tutti i panini disponibili era l'unico che non ci stava più. Datemi una risposta a questa cosa. Probabilmente è quello più richiesto, non lo so. Guarda io, cipolla rossa più doppio anello di cipolla, tengo scasso mucco. C'è una lavanda gastrica. Ma pure la qualità dell'hamburger, vai io, tanta roba. Come al solito anche io morso sotto e sotto. Un po' di fame mi sta venendo? 24 ore solo panini, pure tanta roba, devo dire la verità. Poi tengo sempre i componenti in Dusty Challenge. Manca a farlo apposta, che sei sempre presente. Non faccio il che? Hai che si va a dieta. Io non volevo farlo mangiare. Sai, non fai 24 ore solo panini. A me mi invita. Vai, capate su capate. Letture su letture. Vabbè, già fatto. Già attorno perché mangia pure qualcosa. Se no caro talmente pieno che praticamente hanno morso a destra e il caro a sinistra. Allora tu fatichiamo a basta cosa. Un bel morso insieme? Sì. Vai.
libera, libera. La cipolla veramente è troppa secondo me. Bel panino, però potevano mettere secondo me un anello in meno di cipolla. E metto in un braccialetto. Bravo. Troppo anello. A panino. Guarda che cosa è spilacciato, sta scendendo per fuori, guarda qua. No. Ma io considerate che stasera abbiamo allenamento. Mo' due sue cose. O non paga proprio, o non corro. Ma io non pare capate sotto e sotto, Occhio perché già mi è venuta in mente un'idea per dove andare a fare la merenda. Occhio alla merenda. Non so, ma quello mangiando, tu pensi ancora già a merenda. Se ce ne fa diventare un giorno e mi ha preso a te. Capito? Avete capito come va a finire? Oh, ci penso l'hamburger. E lo ripeto, considerando il maltempo, guardate dove siamo. A registrare. Un mi piace ce lo meritiamo, signori. Tanto è gratis, e iscrivetevi anche al canale. Anche quello del forbiciaio. Non c'è nulla di più dissetante, secondo me, dopo un panino del genere della Coca-Cola. Quindi, sorsetto. E via. Ultimo boccone, è rimasto un po' di hamburger. Bene, pranzo finito, sono pienissimo, però soddisfatto. Adesso mi appacio un attimo e poi ci vediamo dopo con la clip della merenda. Che noi non saltiamo niente, è una 24 ore, la dobbiamo fare per bene. 17:32. Mi sono dovuto andare a cambiare, guagliù, perché mi era imburpata sana, clamoroso. Sta chiudendo ancora. Sono a Napoli, non sono solo, questa 24 ore solo panini. Voi non avete idea con chi la continuerò. Attenzione, signori. Pagnocchiello! Non ci credo. Ma cosa ci fanno? Anche i marmocchi. Cosa stiamo facendo oggi? Pancake. O pancake. Ma dove portate qua, padre? A da storia in Napoli. Noi vogliamo assaggiare un pagnocchiello. Però Uno ciascuno. Oh, però che situazione, C'è un odore qua dentro. pensi? Sta un odore qua dentro. Guarda qua, polpette, cotoletta, spinaci. Ah, Patrizio, ci manca qualità, non la doppia. Ah! Siamo, però. Occhio al dissing! Vuol comprare. Occhio al dissing! Capito, Patrizio? No, ora che ci mangiamo uno. Ah, ok. Che sono freddi? Grazie, quali no? Allora, sinceramente non mi aspettavo questa qualità. Però Patrizio, oggi quando se non te mangiamo mette sempre a parti importanti. I te porta a casarecciamo. Esatto, è tutto quanto casareccio, fatto proprio in casa. No, è buono su pagnocchiello. Io. Maro, bella faccia, padre. China. O pagnottiello. Assaggiamo. Ma quanto è pesante, la visto panino? Mamma mia, ma già hai visto panino così grosso? Bello. Ah, è una qualità, padre. Giudica. È bello chino, con l'uomo. Io no, ma... Ma io, oggi fa un bello morscavo, a parte la chiucchiena. Belle chine. Bella abbondanza. Ma è buono. Come lo era buono 50 anni fa. Il panino è buono, però da nella io. Sì. A te se ne scende in non è che a me è meglio. A me sta scendendo, non lo so. Quasi due sono le cose. O non so mangiare io, ma a me è proprio buono. Cioè, vi giuro, ma mi sto consolando. Non sarà fresco, ma non sarà come dicono loro. A me non si sta ammuzzando in canna, anzi, è uno spizio mio. Perché può essere che io sono uno che non capisco. Tu guarda, se vedi è più sottile il pane, da me è tutto pane. Non è detto. Io sono sicuro che questo non è come quello che avete voi. No, posso Vuoi assaggiare? No, ma ce l'ho su sfizi però. È buono, è meglio. No, sembra io, Però non è come dici no, tu. perché c'è il pane, ma il pane è buonissimo, anche se senti solo col pane. Poi già stamattina proprio. Assolutamente. Se questo è fresco è un pane la vita. Però avevo questo dubbio che mi hai tolto. Cioè, rispetto al tuo, questo è un altro tipo di panino. No, perché ci tocca sono io allora, non faccio mangiare. Però ragazzi, io ci non cado capato, perché se ne sta scendendo a me. Il sapore è buono, che si sente se una cosa è buona. Io sono la versione più sincera al mondo. Il magnottiello è buono, farete l'altro io. No, Roma non Devo so dire, male. devo dire, devo dire. Cazzo qui. Asciutto. Asciutto, mica stagione, Devo via. dire, la sarà tranquillo qua. No, ma è stata La sarà tranquillo. quando l'hai fatto? Stamattina. Stamattina a me il sapore è eccezionale. Se lo mangiamo quando l'hai fatto era buonissimo. Però siccome che non è di oggi, perché si sente. Allora, vado a spiegare. Sono uno che ne capisce mangia fida. Io sono prima dentro un mestiere perché Ma tu non sa, perché non si tratta di mestiere, lo sapi. In Egitto sacci fare. Allora, In Egitto sacci fare. quando l'impasto il stesso stamattina, l'impasto è diverso, fa di posare. Ma se l'impasto l'hai fatto stamattina, come l'hai fatto?
spiego, come mangi il e poi ti muso. Però vecchio non è. No, vecchio non è, lo giuro, vecchio non è. Ma vecchio non è, Sono sincero, che ma meglio essere ma perché sincero. stai facendo Stai dicendo la verità. te lo giuro. Devi essere sincero con te stesso. Comunque la nostra 24 ore continua nonostante la pioggia. Ultima capata e noi ci vediamo stasera per la cena con il grande panino. Signori, partita finita 2-0 contro il Karabag e dobbiamo terminare questa nostra grandissima 24 ore solo panini, e per questo dopo una partita bisogna andare a mangiare in un posto clamoroso. Ragazzi, siamo qui al Sombrero, mamma mia, non vedo l'ora. Siamo campioni d'Italia! Massimo! Ale, pronostico Roma-Napoli 0-1. Ok, Mirko, marcatore. E Vaiu, ciao a tutte le ragazze, facciamo 24 ore con le ragazze. Mangiare, no. Ragazzi, andiamo qua. Barbecue, Andrea! Mettiamolo subito. Non sei un tonno terra. No, Andrea, abbiamo pane nei coppo. No, Ale. Ma non me la ci piati, ma poi c'è zeccale. A Carmocio, raga. Ora, se mi dici cosa vuoi te lo do. Il panino. Lasciata tanta cosa, Andrea. Panino smesciato. Sì, Ale. Vai, contribuisci alla mia challenge anche tu, vai. E ecco il mio paninos. Godo. No, Andrea, ma stai perdendo i pezzi, ma via. No, Andrea. Andrea, ciacca con... Ma che schifo, che sputi. Signori, ma ci pure scusate che ci mi sa in hamburger, uova, insalata e melanzane a funghetto. È o non è? Oh! No, Giua no. Giua no. 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 Oh, non è lo spettacolo. Un applauso a Massimo, paga lui. Massimo, Massimo. È il panino più buono che abbia mai mangiato. Qua stanno innovando più forte nautico, strategico, solo premium. Che cose basso livello ci appartengono. Quindi un applauso allo stratega che offre, Andrea. Oh, la ciso, la giù, magari. Oh, non stanno indossando i panini rostate. Mio presidente del Napoli, credo sto è Patamo. Mazza canarra, raga. Ultimamente devi cambiare il tuo motto. Non è più vamos a ganar, è vamos a pagare. Anche a mangiare. Aspetta, qua siamo E dillo. confronti molto importanti. Vala o Lang? Lang. Lang o Okafor? Ti dico Lang perché Lang o Neymar? Lang. Bene. Ad oggi sì, però. Ok, meglio continuare a mangiare, dai signori. Ma che morsi? Siamo spizziati qua. Cioè proprio... Andrea, visto il morso che ha dato Giovanni, dai tu il morso più grande che puoi dare a un panino. Vai! È il morso più grande che puoi dare a un panino. Maro! Andrea, no, Andrea, non parlo. No, Andrea. No, Andrea. Acqua. Butta pure l'acqua. Comunque voglio questo panino, non so come si chiama. Ma neppure lei so come si chiama. Si fa per il meme. Mirko, come dici vicino a me? Mi chiamo Peppe Pe, che sta mano in sto pesce. La domanda seria, De Bruyne o Zidane? Tua madre. Ok. Sì, Andrea. Andrea, dai un morso, dai. No, Dai uno. non dare. No, non posso. Ma me la mangia troppo, bro. Bro! E te caga su. Andrea no. Oh, non è un spettacolo. Mi piace. Guarda. E quindi Wagyu finisce qui questa 24 ore in cui ho mangiato solo panini. Faccio l'outro dopo solo perché si è fatto tardissimo ieri sera. Spero vi sia piaciuto il video. Non avevo mai provato a fare una 24 ore del genere. Mi sono divertito, però mi sono anche un po' abbuffato. Se volete altre 24 ore sul cibo e non, scrivetemele qui sotto nei commenti, perché le più belle me le sto segnando tutte. Piano piano ve le porterò. Lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. E Wagyu, ciao!